Allora, buongiorno a tutti, ai nostri ospiti e a chi ci segue pur senza essere presente de visu, come si dice. E direi di iniziare, abbiamo fatto passare 10 minuti, scusate qualche contrattempo di qualcuno che non è riuscito a entrare. Alessandro Tursi, presidente FIAB, ha avuto un contrattempo, arriva tra 5 minuti, ma gli altri ospiti dovrebbero essere tutti connessi. Direi quindi, visto già i 10 minuti canonici, di partire con questo incontro. Farò un breve intervento introduttivo per far capire a tutti, anche chi non ha ancora sentito parlare di ArsLab e di quello che fa, di cosa, quali sono le finalità e cosa vogliamo andare a fare in questi mesi. Innanzitutto ci presentiamo noi, mi presento io. Io sono ingegnere, mi occupo di mobilità sostenibile e insieme ai compagni di Ventura, amici, abbiamo fondato da qualche tempo un'associazione che si chiama COCAI, un'associazione aperta con un obiettivo molto ampio di parlare della città e di farlo nel modo che piace a noi, cioè col confronto e il dialogo aperto tra l'amministrazione, i cittadini, ma anche le associazioni e tutti quegli attori che in qualche modo rendono vivo il tessuto urbano. E ovviamente il tema della sostenibilità rimane sempre sullo sfondo, ma soprattutto quello di cui siamo convinti e che anche nelle nostre professioni cerchiamo di portare è il fatto che le persone e le relazioni sociali debbano stare al centro di uno sviluppo armonico, diciamo così, delle nostre comunità. E non a caso abbiamo trovato un po' una sintesi forse di questa visione in una proposta che da un po' di tempo portiamo avanti e facciamo presente alle istituzioni e ad altri che come noi si impegnano nella città, che è quella di creare un urban center, però in chiave moderna e innovativa, come oggi forse in Italia riescono a fare città come Bologna e come Torino, che hanno fondato degli urban center che poi sono diventati delle proprie agenzie di innovazione urbana e che fanno un sacco di cose. Potete voi stessi andare a verificarlo andando a cercare i loro siti web. Questa è appunto la nostra visione, queste nostre intenzioni si sono intersecate positivamente con quelle dell'amministrazione, che all'Arsenale sta facendo un lavoro molto corposo che riguarda non solo la riqualificazione, il restauro, diciamo così, del bene immobile, ma anche l'idea che lì dentro trovino spazio una serie di attività. E quindi ecco che è nato ArsLab, che ha questo nome un po' altisonante ma che ci piace molto, che è Agenzia Urbana Sperimentale per l'Immaginazione Civica, come un luogo, appunto lo vedete anche allestito un po' come un cantiere nei locali della Palazzina Comando, come un luogo dove appunto un luogo fisico dove questo confronto tra città, tra pareri, tra esperienze e competenze diverse avviene. Sì, e questi locali sono rimasti aperti. Vedo di essere che sono collegato, ma forse perché... Scusi, se chiedo, ecco, grazie. Questi locali sono rimasti aperti finché non ci ha sorpreso come tutti il Covid, e quindi come vedete in uno degli articoli che è uscito sull'Arena, i cittadini passando avevano la possibilità di attaccare dei post-it su diversi temi per segnalazioni, idee, proposte, o anche di compilare delle schede, delle sorte di questionari su idee per la città. L'amministrazione ha avuto occasione anche di presentare diversi progetti di trasformazione urbana che in questi mesi, che in questi anni portando avanti, e quindi insomma hanno iniziato a succedere delle cose. Il nostro programma originale era di riuscire a fare 3 workshop, uno sulla città sensibile, uno sulla città connessa, e cioè la mobilità, uno sulla città sociale. Siamo riusciti a fare il primo il 7 febbraio dopo che è arrivato il Covid. E solo 2 parole su questo workshop, che per noi è stato un momento importante e significativo.
Scusate, mi dicono che non sto scorrendo le slide. Questo appunto è come è allestito oggi l'Arsenale. La città sensibile per noi è stato un momento, dicevo, molto importante, perché abbiamo avuto occasione di portare alla città una certa visione, quella appunto, come dicevo, della città per le persone, della città a misura d'uomo, dove in questo caso col termine sensibile volevamo proprio richiamare il termine dei sensi umani, cioè della capacità attraverso i sensi di mettersi in relazione con gli altri, ma anche di sentire la città, di vivere nell'organismo città, in modo da migliorare il nostro benessere individuale, ma anche da trovare le forme di valorizzare i beni comuni e quello che ci fa stare bene insieme, quindi appunto nell'ottica della sostenibilità. E il workshop, ecco, quindi vedete una serie di parole chiave che abbiamo costruito attorno al concetto di città sensibile e di cui abbiamo parlato in quell'occasione. Il workshop è stato molto partecipato, la sala era piena e quindi ci auguravamo di poi bissare con un workshop che era già pronto sulla mobilità, con un confronto tra le città di Venezia, Brescia e Bolzano, che doveva essere alla Gran Guardia a fine febbraio, ma il Covid, come dicevo, vi ha sorpreso. Quindi questo un po' come introduzione. Arrivando oggi, il tema di oggi appunto è Strada per scuola, che è uno slogan che abbiamo immaginato per parlare del tema mobilità, con un focus in particolare sulla mobilità e sull'accessibilità alle scuole. In questa slide vedete attraverso un servizio che offre Enel, in questo grafico qui a destra, come i movimenti delle persone siano variati dal periodo precedente al lockdown, poi siano scesi enormemente durante il lockdown, fino a poi piano piano risalire ed arrivare ai livelli odierni. Questa estrazione l'ho fatta il giorno 15 luglio, quindi quasi una settimana fa, dove registriamo a Verona, per il comune di Verona, una variazione negativa del 4%, quindi siamo più bassi del 4% rispetto ai flussi pre-Covid, quindi siamo quasi tornati, nonostante il periodo estivo e le scuole chiuse, ai movimenti e al traffico precedenti al lockdown. E questo è un primo dato. Un secondo dato riguarda, per quello che vorremmo fosse l'oggetto del webinar di oggi, la mobilità lenta, che è il modo in cui a alcuni non piace, ma in cui si chiama la somma degli spostamenti a piedi in bicicletta. Per cui questo, vedete, è una mappa che ho costruito su tutti i comuni del Veneto. Vedete che la somma degli spostamenti a piedi in bicicletta, fatti 100 gli spostamenti di una città, insomma, è circa 32% per Venezia, per Padova e Vicenza è circa il 28%, Treviso anche il 28%, Belluno al 18%, Verona si piazza al 22%, quindi una percentuale che sicuramente a nostro avviso ha ampi margini di miglioramento. Se andiamo più nello specifico a vedere dei dati che Istat ci offre, questi sono un po' datati perché sono dell'ultimo censimento del 2011, ma gli spostamenti per motivi di studio, vediamo che gli spostamenti interni al comune sono eseguiti in buona parte con modalità di trasporto, chiamiamole sostenibili, quindi 31% piedi, 26% trasporto pubblico. La bicicletta, ad esempio, è bassa, è il 5%, e c'è ancora un 38%, quindi oltre un terzo, diciamo, degli spostamenti per studio che viene ancora eseguito in auto anche internamente di quel comune, quindi tra persone che risiedono dentro il comune di Verona e vanno nelle scuole Verona. Se guardiamo quelli attratti dall'esterno, Istat ci dice che abbiamo un buon 70% di studenti che già arrivano a scuola col trasporto pubblico, ma che comunque ce n'è anche qui un terzo che arriva ancora con l'auto, e parliamo in termini assoluti di 6.600 auto e di 14.000 auto che internamente a Verona si muovono per motivi di studio. Sempre anche qui i dati generali che sicuramente avrebbero bisogno poi di essere declinati e che voi interverrete tra poco conoscete sicuramente molto più nel dettaglio, ma giusto per far capire
la dimensione della questione. A Verona i dati del Ministero ci dicono che abbiamo circa 42.000 studenti nelle scuole, li vedete qui divisi per i diversi cicli, diciamo, e quindi gli studenti degli istituti superiori sono circa 22.000. Sono dati, ripeto, del Ministero che includono forse anche gli iscritti alle serali, eccetera, ma è per dare un'idea. Questa è la distribuzione, no, delle varie scuole a Verona. E abbiamo ben riconoscibili, direi, come abbiamo cercato di far vedere in un articolo che abbiamo pubblicato di recente, dei poli scolastici che messi insieme fanno dei numeri davvero rilevanti, insomma, se proporzionati anche solo alla popolazione di Verona, no? Quindi, per dire, abbiamo tutto il polo che possiamo chiamare centrale, qui attorno a Piazza Cittadella, Valverde, che dai dati che abbiamo raccoglie 6.000 studenti, quindi una cifra rilevante. Poi se mettiamo insieme qua in alto fra Castoro, Marco Polo, Don Mazza, Maffei, eccetera, ne abbiamo 3.700. Altri 3.500 ci sono tra il Fermi, Marconi, la Leardi. E poi abbiamo altri due poli, comunque uno Giorgi San Micheli e l'altro Einaudi Galilei a sud. Quindi abbiamo queste grandi concentrazioni, insomma, di scuole, poi ovviamente ce ne sono altre, ma magari più isolate, e possiamo sapere, questa ad esempio è un'elaborazione che abbiamo fatto a partire dai dati delle scuole Mondin, anche da dove vengono questi studenti, solo che non lo sappiamo per singola scuola, forse non abbiamo mai messo insieme questi flussi. Quindi il tema è capire oggi forse come questi poli scolastici sono accessibili a piedi o in bicicletta e sostanzialmente, e mi avvio a chiudere questa introduzione, la domanda che vorremmo porci oggi con questo webinar è come affrontare questa emergenza, però diciamo in una logica di transizione, cioè facendo in modo che quello che facciamo oggi in emergenza serva oggi per l'emergenza, ma ci conduca anche verso un modello di mobilità più sostenibile e quindi fare qualcosa oggi che possa poi anche nel medio e lungo termine essere utili. Da questo punto di vista la nostra riflessione, che poi lascio a voi ovviamente approfondire, è che il tema della mobilità che abbiamo chiamato qui di prossimità, cioè quella mobilità che tipicamente è associata agli spostamenti a piedi o in bicicletta, ci consente di raggiungere i negozi di vicinato, il centro, dai quartieri, le scuole appunto in questo caso, possa essere un ambito, chiamiamolo, di lavoro che ci dà delle risposte per tornare a scuola a settembre, ma poi ci consente anche di lavorare su una miglior qualità urbana, su spazi stradali più sicuri e quindi anche su relazioni sociali più solide. Io mi fermo qui, intanto poi magari appunto farò da moderatore i vari interventi. Scusate, ma ho ancora una volta dimenticato di far scorrere le slide finché parlavo. Quindi questa è un po' la domanda che dicevo, il tema della mobilità di prossimità e questo è un po' il programma di oggi. Allora direi di iniziamo con due interventi che, così come per la città sensibile, per il workshop sulla città sensibile avevamo pensato di avere degli interventi esterni che portassero un respiro ampio su quella che è la questione, anche per ascoltare come operano altre città e cosa succede a livello nazionale. E per far questo abbiamo con noi Alessandro Tursi, che è da poco nuovo presidente nazionale FIAB, e Chiara Riccato, architetto del Comune di Venezia, che ci presenta l'esperienza del Comune di Venezia del progetto A Scuola in Classe A. Quindi senza adesso ulteriormente dilungarmi, se Alessandro è pronto, lo saluto a nome di tutti e passerei a lui la parola. Non so se Alessandro parlerai o hai anche qualche slide a cui appoggiarti, nel qual caso puoi eventualmente condividere lo schermo. Grazie Francesco e buonasera a tutti. Sì, se dovesse servire, ma è assolutamente minimo, anche per ragioni di tempo e per non togliere tempo ai tanti relatori, quindi vorrei fare una galoppata, diciamo,
Quindi innanzitutto salve a tutti. La questione scolastica, la mobilità scolastica mi è particolarmente cara, è uno dei temi per i quali poi sono stato risucchiato in FIAB nazionale, visto che da attivista locale mi ero speso e tuttora lo faccio per appunto la mobilità a casa scuola. Sono un accompagnatore quotidiano di bicibus. Una delle cose che mi manca nel tempo di prima del Covid è il bicibus mattutino. Nel frattempo di papà accompagno anche mia figlia, ma già lo facevo prima per i ragazzi in generale. Come inquadrare la mobilità casa scuola in particolare in questo momento? Tutti più o meno abbiamo la percezione, noi di FIAB in modo particolare, essendo l'associazione più interessata al tema, la cosiddetta rivoluzione bici, perché passati il primo mese e mezzo di lockdown, in cui chiaramente ci si interessava solo della questione epidemica, è venuto fuori dal mese di aprile-maggio in maniera prepotente, devo dire, per noi positiva, questo che comunque è la strategia del Covid, una presa di coscienza collettiva sull'importanza della bicicletta. Mi sentite bene? Devo avvicinare il microfono. Va bene? Grazie. Benissimo, benissimo. È come se, io faccio un paragone, è come se noi fossimo talmente abituati alla cattiva abitudine dell'auto sempre e comunque, noi come italiani, non noi singoli, che poi anzi noi presenti qui magari siamo particolarmente virtuosi, ma come collettività fossimo, non so, avvezzi a bere whisky a posto dell'acqua, e quindi anche se ci dicevano ma l'acqua costa meno, fa bene, bevi meno whisky, sì, però come faccio a smettere? Sembra qualcosa di simile è avvenuto con la mobilità, togliere per 2 mesi tutte le abitudini quotidiane che sono venute meno perché dovevamo stare a casa fermi, è come se a un certo punto ho detto vabbè, non abbiamo il whisky, cominciamo a desiderare l'acqua, e quindi è venuto fuori prepotentemente il desiderio di muoversi in bici. È come se di botto si fossero messi in fila tutte quelle buone ragioni del perché andare di più a piedi e soprattutto in bicicletta piuttosto che in auto, che sapevamo, la collettività sapeva nel proprio inconscio che fossero giuste, però non trovava la forza, la decisione di attuare, perché quando si corre nel quotidiano non ci si ferma, non si ha la forza di rimettere in discussione le abitudini. Questa è un po' la spiegazione che mi do, ma in tantissimi convegni, incontri fatti in questo periodo, devo dire che è un'idea che collima abbastanza con tanti altri autorevoli osservatori con cui mi sono confrontato. Per fare un paragone, è come se noi italiani fossimo un po' come gli olandesi del 1973. Passato un bel po' di tempo, sono nato io in quell'anno e vado per i 47 anni, quindi di tempo ne è trascorso parecchio, quasi un mezzo secolo. Ebbene, fino ad allora era solo un gruppo minoritario della società olandese a dire usate di più la bici e meno l'auto perché questo comporta una serie di problematiche, di esternalità negative, anche di diseconomie se vogliamo. Però era un qualcosa legato a gruppi ambientalisti, di attivisti, un po' come siamo noi oggi di FIAB, il mondo ambientalista in genere, mentre invece questa nazione che aveva avuto il boom economico post-guerra prima e più di altre nazioni, perché si era ripresa prima, non aveva avuto le stesse distruzioni di altri paesi, distruzioni belliche, stava però anche verificando, diciamo, vivendo sulla propria pelle quali erano tutte le diseconomie che conosciamo, di un eccessivo uso, di un abuso dell'auto sempre e comunque. Poi una crisi, in quel caso la crisi petrolifera del 73, fece venire meno le certezze e allora da una posizione che sembrava minoritaria divenne di botto maggioritaria e divenne anche la posizione dell'allora governo, che disse ok, noi puntiamo sulla bicicletta perché è molto meglio per tutti, meno morti sulle strade, più salute, non dobbiamo più importare petrolio, possiamo recuperare lo spazio urbano perché si stava dilatando lo spazio urbano e quindi aumentavano le distanze percorse ogni giorno, perché una società basata sull'auto comporta città più sparpagliate, abitati più distanti, abbattere gli edifici per fare spazio ai parcheggi. Quella che è stata chiamata dopo la Los Angelization, cioè la Los Angelizzazione. Metto uno svincolo qui, una rotonda, un parcheggio ed ecco che le persone vengono a distanziarsi, un po' come immaginate l'universo che si espande, ecco la città che si espande, nel senso negativo, cioè ci si distanzia tra persone. E ci sono interessanti immagini dell'Olanda appunto del 73, fino al 73, dove si vedevano viali con magari 3 corsie per senso di marcia e nessuna ciclabile. E immagini di appena 2 anni dopo, 74-75, dove lo stesso viale non era più a 3 corsie per senso di marcia per le auto, ma 2 e 2, sempre tante, e poi tra le auto e il marciapiede
una strisciolina dipinta di bianco con un simbolino bici e alcuni ciclisti in fila indiana. Cioè ci si faceva largo a fatica con quelle che oggi abbiamo imparato a conoscere come ciclabili di emergenza, ciclabili transitorie urbane, si faceva spazio, questo appunto spazio, perdonatemi il gioco di parole, per chi usava la bicicletta. E da lì sappiamo la strada che ha percorso Amsterdam. Amici olandesi hanno detto, magari voi metteteci meno di 47 anni che abbiamo impiegato noi per arrivare da quel punto di partenza a dove siamo oggi. La strada è già tracciata, l'hanno tracciata molti altri paesi, anche altri paesi scandinavi del nord, quindi non dobbiamo inventare molto, dobbiamo correre e recuperare spazio e terreno. Va detto che oltre a una riscoperta da parte della società della bicicletta, anche le amministrazioni locali sono state ricettive, basti pensare appunto a tutti i comuni che hanno iniziato a fare rapidamente ciclabili come erano le prime ciclabili olandesi, cioè semplicemente con il pennello, le corsie ciclabili, striscia bianca e gialla, il piano da 35 km di Milano, quello ambiziosissimo di 150 km di Roma per collegare i vari pezzi di ciclabili non collegate, ma già previste dal piano della mobilità. Tra ciclabili tradizionali d'emergenza 22 a Firenze, Genova, ciclabili a Genova non erano neanche immaginabili fino a poco tempo fa. Bologna, tantissimi ciclabili seguendo il piano della mobilità, ma li stiamo vedendo anche a Bari e a Napoli, quindi città dove a parte qualche tratto di lungomare le ciclabili erano praticamente assenti. Quindi stiamo vedendo un sommovimento, Torino, un sommovimento che non ci saremmo aspettati. Se ce l'avessero raccontato a febbraio che sarebbe successo questo, forse non ci avremmo creduto. Possibilmente, però, avremmo detto magari senza passare per una tragedia come il Covid. E quindi anche il governo, dopo la società civile, i cittadini e le amministrazioni, anche il governo è stato ricettivo. La cosa di cui si è parlato di più è stato il bonus bici. Noi sì, è piaciuto come FIAB, ma ci lascia un po' sgomenti questo interesse per il bonus bici, anche perché le bici si sono cominciate a comprare all'indomani del lockdown. Il 4 di maggio c'erano le prime foto che circolavano sui social della gente in fila a comprare la bicicletta. Premesso, se non era per noi di FIAB, i negozi di bici aprivano il 18 maggio, non il 4, il 3, perché si è aperto per scaglioni. Noi ci siamo battuti perché i negozi di biciclette, i riparatori, fossero aperti anche nel lockdown, perché c'erano medici e infermieri che andavano al lavoro in bicicletta e perché c'erano i rider che facevano le consegne magari agli anziani a domicilio di farmaci e di cibo in bicicletta. Quindi abbiamo detto è un servizio indispensabile e sono rimasti aperti. Poi per quanto riguarda la vendita siamo riusciti a ottenere l'anticipo dell'apertura negozi bici anziché al 18 maggio al 3 di maggio e abbiamo subito visto le foto appunto sui social della gente in fila. Vabbè, sarà un boom di qualche giorno. Assolutamente, le bici sono finite. Io ho amici che un mese e mezzo fa hanno ordinato una Brompton a Milano, hanno detto ripassa il 30 settembre che la consegniamo. Grande distribuzione, penso a Decathlon o altri, hanno finito in un attimo le biciclette. Quindi, negozi, anche i cicloriparatori, stracarichi il lavoro perché molti hanno tirato fuori la vecchia bicicletta che arrugginiva in cantina per farla sistemare. Anche perché non si può più essere affollati sui mezzi pubblici come prima. Però non è solo questo, probabilmente è stata la voglia di muoversi all'aria aperta negli spostamenti quotidiani nel momento in cui eravamo chiusi durante il lockdown. Aggiungiamoci anche che è arrivato il messaggio, noi ci siamo fatti latori insieme a un altro mondo ambientalista di questo messaggio dell'OMS che diceva la bicicletta garantisce il distanziamento e il movimento garantisce anche la salute pubblica e collettiva perché si fa del bene anche al proprio corpo e quindi anche al proprio sistema immunitario. Abbiamo tutti visto a naso la correlazione tra una qualità dell'aria pessima in Cina e quella in Valpadana, ad esempio, e adesso la stiamo vedendo con la diffusione del Covid in India. Ci sono diversi studi, quindi aspetteremo prima di trarre conclusioni dettagliate, ma è chiaro che a un bambino che un virus polmonare non può che sommarsi agli effetti di un inquinamento che attacca i polmoni. Da questo punto di vista immediato, poi esattamente quanto e come starà agli epidemiologi fare i loro studi. Noi non sventoliamo bandiere di studi in maniera strumentale, però quello che sta emergendo sembra abbastanza chiaro, soprattutto emerso nella sentire collettivo che non si poteva più contrapporre salute ad economia. Se non c'è la salute non c'è l'economia. Infatti in un momento di pandemia è crollato il sistema economico e ne usciremo straindebitati da questa pandemia. Per riprendere il filo del discorso,
diciamo, il governo appunto, ha stanziato tutti questi soldi per i bonus. Tra la prima uscita del decreto il 19 maggio e la conversione in legge avvenuta giovedì scorso, definitiva, sono saliti da 70, mi pare, a 190 milioni per i bonus bici, ma solo per alcune città. Verona ci rientra, capoluoghi o sopra i 50.000 abitanti, o i comuni delle cosiddette province, ex province, oggi città metropolitane, quindi le province delle grandi città. Non basta, diverse regioni hanno stanziato altri bonus. Io vengo dall'Abruzzo, dove di città che rientravano in quel bonus ce n'erano poche, e la regione ha fatto un bonus un po' meno ricco, anziché 500-300 euro, per i comuni da 10.000 a 50.000 abitanti, che sono poi grosso dell'ossatura dell'armatura urbana più leggera che quella della mia regione, e altre regioni si stanno muovendo. Ora veniamo alla scuola in tutto questo quadro. Si è provato, noi come associazioni e anche i sindaci, a far introdurre nel decreto ultimo, come migliorie, le strade scolastiche. Premesso, il decreto contiene anche le case avanzate ai semafori e la rete ciclabile e le corsie ciclabili, cioè quella linea tratteggiata col simbolo bici che si può fare ovunque a prescindere dalla larghezza della strada. Ho letto qualcosa che Verona ancora non le sta realizzando. Beh, tantissime città anche questa modalità le sta realizzando, appunto transitorie. Prima le si fa così e poi magari col tempo, appena si hanno le risorse, si metterà un cordo dove si farà in maniera più strutturata. Lo si fa al nord, ma lo si fa anche al centro e al sud. Quindi io stesso sto seguendo un comune qui in Abruzzo che ha appena approvato una rete di 10 km di ciclabili, ma con una popolazione che è un quarto di quella di Verona, per capirci, anzi anche meno. Quindi si può fare, si dovrebbe fare dovunque, anche a Verona. Però si chiedeva in questo decreto anche di inserire altri provvedimenti pro bici, senso unico eccetto bici, le bici sulle preferenziali, e soprattutto, vengo al tema dopo questa lunga premessa, ma essendo il primo intervento ritengo fosse utile di inquadramento, anche le strade scolastiche. Cioè prevedere per legge che i comuni debbano regolamentare le strade davanti alle scuole, che non possono essere considerate strade come tutte le altre. Il punto dove c'è la più alta concentrazione di bambini, di minori, avere anche la più alta concentrazione di inquinanti, di traffico, proprio nel momento in cui i minori stanno entrando e uscendo, penso che sia una follia. Io faccio sempre un esempio da anni. È come se mettessimo davanti alle scuole un inceneritore, ma che sta sempre spento, lo accendiamo solo in 2 momenti al giorno. Nel momento in cui i bambini stanno entrando, poi lo spegniamo e poi riaccendiamo l'inceneritore nel momento in cui i bambini escono. Vorrei vedere quale genitore non si incatenerebbe per protestare contro questo sadismo verso i propri figli. Ecco, l'iperprotezione, la corsa agli armamenti, di andare tutti quanti armati di sugo, accompagnati ognuno del proprio parco, è esattamente come avere un inceneritore davanti alla scuola nel momento in cui i bambini entrano o escono. Le strade scolastiche speriamo che vengano introdotte nel momento in cui verrà convertito in legge un altro decreto, che è il decreto semplificazioni. Giovedì veniva approvato in via definitiva il decreto di lancio e veniva promulgato invece in Gazzetta Ufficiale il decreto semplificazioni, che non prevede nulla per la bici, ma entro 60 giorni deve essere convertito in legge. E quindi ci aspettiamo a settembre, quando verrà fuori il caos scuole, con la riapertura delle scuole, ci aspettiamo che magari venga introdotto in qualche emendamento nella riconversione in legge. Oppure c'è un altro decreto che la ministra Di Micheli ha chiamato decreto luglio, ma che probabilmente verrà promulgato a inizio agosto e quindi dovrà essere convertito in legge a inizio ottobre, e lei vorrebbe introdurre in quel decreto le varie richieste delle associazioni e dei comuni per bicicletta, comprese le strade scolastiche. Speriamo. Poi bisognerà vedere in quale forma, perché se si arriva semplicemente a dei limiti 30 o delle ZTL o la chiusura totale alle auto nei momenti di entrata e uscita da scuola, lo vedremo. Però permettetemi, questo è per allineare tutto il paese, ma i sindaci hanno tutti gli strumenti per farlo da subito. Tantissimi comuni già lo fanno. Le strade andrebbero chiuse davanti alle scuole, almeno nei momenti di entrata e uscita, e dotare quelle scuole di adeguati spazi pedonali e ciclabili in maniera permanente. Alessandro, scusa se ti interrompo, ti chiedo se riesci a... Ho finito, chiudo. Grazie. Esatto. Questo è per dare una prospettiva di cosa potremo aspettarci in futuro. E chiaramente sono fondamentali i servizi di pedibus e bicibus, che finora vengono sempre svolti da volontari. Noi di FIAB ne facciamo altri, ma non siamo gli unici. Ne facciamo tanti, ma non siamo gli unici. Ecco, un salto di qualità importante che non è in questi decreti,
è che le amministrazioni comprendano che pedibus e bicibus sono dei servizi pubblici, e quindi nel momento in cui, con pochi spiccioli rispetto ad altri servizi, si riesce ad istituirli, ecco che viene percepito dalle famiglie come un servizio comunale, pubblico, ufficiale, e quindi se da un lato c'è il disincentivo con le strade scolastiche ad andare in auto, dall'altro ci sarebbe l'incentivo per andare a piedi in bici con le strade scolastiche, ma con servizi di pedibus e bicibus appunto organizzati dal pubblico. Grazie, ho finito. Grazie davvero per essere intervenuto al Presidente Nazionale FIAB, Alessandro Tursi. Direi di cogliere in pieno la suggestione iniziale di diventare presto come l'Olanda dopo il Covid. Passerei la parola a Chiara Riccato, che credo non abbia la videocamera funzionante, però ci potrà presentare qualche slide. Chiara Riccato, esatto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ci sentiamo bene, buongiorno. È architetto, lavora presso il Comune di Venezia e da tanti anni segue questo che è diventato un po', credo di poterlo dire, un progetto faro nell'ambito della mobilità per le scuole, progetto che si chiama appunto A Scuola in Classe A e che è partito, come forse adesso ci racconterà, anche grazie a dei fondi europei. E quindi sentiamo cosa ci racconta. Chiara, come d'accordo, ti chiedo se riesci di restare dentro i 10 minuti. Sì, ci provo. Un minimo di flessibilità che ovviamente ti concederemo. Sì, grazie, allora, se riesci a condividere lo schermo, così vediamo. Il tuo schermo interno non me lo lascia fare, vediamo. Share screen, non ti lascia farlo? No, un attimo solo, vediamo se riesco a condividere questo. Ok, ci siamo. Ok, vediamo se riesco a ingrandire. Così vedete qualcosa. Ho messo anche un'immagine di me, visto che non riesco a partecipare con voi, insomma, ecco, dal vivo o comunque in modo digitale, facendomi vedere. Allora, sì, io lavoro in Comune di Venezia in realtà da 6 anni e mezzo e da 3 anni e mezzo, 4, mi sto occupando di questo progetto, che non solo di questo progetto, ma anche di questo progetto che si chiama La mia scuola va in classe A e che ci ha dato l'occasione nel nostro territorio di sperimentare diciamo dei modi partecipati di coinvolgere le comunità scolastiche del livello della scuola primaria per cercare di indurre un cambiamento nelle abitudini di mobilità a casa scuola. Quello che vi faccio una scaletta di quello che volevo affrontare in questi 10 minuti, anche se è poco tempo, ma vedo di stare soltanto sui punti chiave. Volevo dare un minimo escurso su qual è l'impatto della mobilità a casa scuola e su quali sono le possibilità per innescare un cambiamento, o comunque degli stimoli per innescare un cambiamento di abitudini, ovvero quali sono i fattori determinanti di queste possibilità. Affronterò un attimo il discorso sul tragitto da casa a scuola e su quelle che sono le distanze dei percorsi che riguardano soprattutto le scuole primarie, che sono quelle che sono più interessate di accompagnamento da parte dei genitori, diciamo, a scuola, e quindi hanno meno un grado di autonomia rispetto alle scuole medie e alle scuole superiori. Vi spiego un po' brevemente quali sono gli strumenti, gli obiettivi e i risultati del progetto sperimentato e poi niente, le possibilità che potrebbero esserci se questo schema venisse in qualche modo recepito a livello generale della mobilità, non solo per quanto riguarda la mobilità a casa scuola. Allora, partendo dalle analisi di occhio alla salute che ogni 4 anni vengono replicate a livello nazionale, questi sono i dati che abbiamo recuperato dell'ultima indagine sulla modalità di raggiungere la scuola da parte degli alunni
in modo sostenibile o meno, quindi il 63% di alunni che raggiungono la scuola in automobile è il dato che emerge più evidente. Questo invece è un'indagine sulla mobilità scolastica che raffronta diversi tipi di scuole, però tutte primarie e secondarie di primo grado, quindi elementari e medie, fatta nel 2017 in Comune di Venezia, e si vede come in rosso sono i tragitti fatti in automobile, prevalentemente in automobile, insomma, durante l'arco dell'anno, e alcuni che sono per esempio il secondo della seconda riga, della seconda fila, è una scuola per esempio privata, che quindi ha distanze di percorrenza a casa scuola molto elevate, e quindi più elevata la distanza da casa a scuola e maggiore è l'impatto generato dalle auto nel trasporto scolastico, appunto. Questa è un'immagine che richiama un po' quello che ha detto il presidente della FIAB, Alessandro Tursi, che rievoca sempre l'Olanda degli anni 70, in cui le manifestazioni e le proteste a causa degli incidenti elevati che coinvolgevano soprattutto i bambini, cioè che hanno coinvolto un gran numero di bambini, più di 400 bambini sono morti per incidenti stradali in quel periodo, e quindi ho voluto richiamare un po' questa immagine, perché comunque è dal basso che può esserci un cambiamento, cioè se qualcuno può fare qualcosa, sì, il comune può intervenire, da un lato le politiche aiutano e le infrastrutture e la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, degli spazi d'attesa è molto importante, però è anche importante che vi sia una sensibilizzazione della popolazione perché sia la prima a muoversi, perché qualcosa cambi nella mentalità che induce nell'abitudine di spostarsi con un mezzo piuttosto che un altro. E quindi elenco qui i fattori determinanti che hanno un po' condotto, sono stati le linee guida, i fondamenti, diciamo, di questo progetto che abbiamo sviluppato a partire dal 2013 grazie a dei fondi europei, il progetto PUMAS, che era un progetto per la pianificazione urbana della mobilità sostenibile nella zona dell'arco alpino. Abbiamo su questo progetto, in cui il Comune di Venezia era appunto una città pilota, una città chiave, una città faro, abbiamo investito sulla mobilità casa-scuola. Con questo progetto abbiamo coinvolto 6 scuole, di cui 5 primarie e una media. Dopo di questo progetto, che comunque si è sviluppato nell'arco di 2 anni e mezzo, siamo andati avanti con un'altra replica, diciamo, un'altra edizione del progetto, coinvolgendo altre 4 scuole attraverso altri fondi, questa volta del PON Metro per le città metropolitane, in parte quindi fondi nazionali e in parte fondi europei, per cercare di replicare questa cosa, questo progetto, e estendere un po' alla volta alle varie realtà delle scuole della terraferma comunale veneziana, visto che comunque la Venezia, centro storico, non ha problemi di congestione del traffico, almeno dal punto di vista delle auto che non possono accedervi. Quindi poi diciamo che un altro progetto ancora ci ha consentito, che è il collegato ambientale, quello che è il collegato ambientale, che di fatto è per noi il progetto Venezia in classe A, è un progetto che riguarda appunto il programma sperimentale nazionale finanziato dal Ministero dell'Ambiente per la mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro, e nell'ambito casa scuola ci ha consentito di replicare ulteriormente in altre 8 scuole questo progetto, i cui appunto fattori determinanti sono le motivazioni che spingono a ragionare in termini di mobilità sostenibile nei percorsi casa scuola, ovvero il traffico, l'impatto dal punto di vista del traffico che viene generato dalla mobilità casa scuola, la socialità che può derivare da modalità diverse di percorrere il tragitto, ovvero con appunto altri bambini,
oppure con i genitori stessi, o comunque non come dei pacchi trasportati in auto, per l'ambiente, per la salute stessa dei bambini, per la crescita, quindi la percezione dell'autonomia, il senso di la capacità di poter muoversi in un territorio che viene acquisita fin dall'infanzia, cioè quindi sicuramente da 7-8 anni c'è la percezione, inizia la percezione di orientamento nello spazio urbano, il livello di sicurezza che è fondamentale da garantire per raggiungere le scuole da parte dei bambini, e appunto un cambiamento culturale che deve fondare un po' questo cambiamento di approccio verso una mobilità più sostenibile. Non vado a scorrere per stare dentro nei tempi, però avevo preparato qualche slide in più ricavata da altre appunto presentazioni fatte in merito ai vari aspetti che questi fattori richiamano, e i dati che sono spesso utili per capire come muoversi per progettare spazi per i bambini nei percorsi casa scuola, perché di fatto il progetto che noi abbiamo sviluppato è un progetto che cerca di riportare ad un tipo di mobilità che una volta era normale, consueta, ovvero a piedi o in bicicletta, quello che adesso ormai è diventato un tipo di spostamento secondario. Se guardiamo le ultime, le vecchie, diciamo, ecco, norme tecniche che regolamentavano la localizzazione delle scuole nei contesti urbani, era fondamentale la distanza, cioè quindi il tempo massimo, il modo di percorrenza, e quindi il posizionamento delle scuole. Ovviamente negli anni 70 non c'era ancora il contesto urbano ormai saturo che c'è nelle attuali nostre città, però erano state dettate delle linee guida, ok? Comunque una normativa che consentiva, in base al livello e all'età, insomma, dei ragazzi dell'età scolare, di capire come avrebbero potuto muoversi e di quali criteri e distanze potevano essere considerate come tempi, distanze massime per raggiungere le scuole da casa. Quindi nella tabella che vi faccio vedere, per esempio per le scuole elementari c'è una distanza massima a piedi dalla scuola alla casa di 500 metri, per le scuole medie 1 chilometro. Ovviamente per le scuole superiori non c'era questo dato, perché ovviamente l'autonomia delle scuole superiori era molto maggiore e l'uso del trasporto pubblico era sicuramente nella normalità. Questo per dirvi che però adesso non è più così. Noi con il nostro progetto ci siamo resi conto che non solo la scuola privata, che attira persone, utenti che arrivano da 10 km anche di distanza rispetto alla scuola stessa, e possono generare un tipo di modalità di raggiungere la scuola diverso, e quindi in auto propria o al massimo condivisa. Però diciamo che molti sono i fattori adesso che incidono sulla scelta di una scuola, e che non sono la prossimità alla scuola stessa. Ovvero ci sono scuole che vengono considerate di serie A, che hanno un POF, che sarebbe un piano dell'offerta formativa diverso da un'altra scuola, che hanno un gruppo che viene considerato un miglior gruppo di docenti, piuttosto che un tipo di spazi migliore. Allora uno sceglie la scuola non più sulla base della vicinanza a dove abita, ma sulla base di quello che viene offerto dalla scuola stessa, e quindi ci si ritrova a non avere più una distanza massima di 500 metri dalla scuola, ma una distanza media di 1-2 chilometri da scuola, almeno nel nostro territorio. E con 1-2 chilometri, cioè fino a 1 chilometro, possono esserci dei pedibus. Almeno abbiamo esperienza noi di pedibus di 800-900 metri di distanza, però oltre a quella distanza è anche difficile far partire un pedibus, e per far partire invece dei bicibus bisogna comunque avere le condizioni di sicurezza delle strade
che spesso il nostro tessuto urbano non è in grado di avere, o almeno non per tutte le scuole, quindi bisogna un po' valutare questi fattori che ovviamente sono degli ostacoli a un miglioramento della mobilità lenta o comunque Chiara, sostenibile. scusa se ti interrompo. Del progetto a scuola in classe A, e credo che anche per Verona sia importante se puoi mettere in luce il grande lavoro, cioè la multidisciplinarietà, diciamo, che avete messo in campo per affrontare questo lavoro, e poi almeno io ho presente in altre presentazioni che tu o Roberto Di Busso avete fatto, le foto dei risultati ottenuti anche nei fronti scolastici, che credo che... Sì, volevo farvi vedere anche quello, non so quanto tempo ho già passato, insomma, però... Non so quanto avevi in mente di andare avanti, ma ti chiedo No, poco, soltanto per andando dire... a chiudere e toccando anche questi due aspetti che mi sembravano Assolutamente, è che sono sulle slide ultime. Volevo soltanto dirvi che con il progetto abbiamo cercato di definire alcuni standard che sono appunto il raggio di distanza dalla scuola per poter allontanare le auto dagli ingressi scolastici e quindi definire i parcheggi che possono esserci nel tessuto urbano e i percorsi da mettere in sicurezza. Ovviamente il progetto andava ad analizzare degli standard per tutte le tipologie di fattori principali che agiscono sulla mobilità a casa scuola. E adesso vi vado nel dettaglio, ma brevemente, su quello che è di cosa si compone e come si è sviluppato il progetto La mia scuola va in classe A. Allora, ovviamente è un progetto che è del tutto partecipativo in tutte le sue fasi, quindi mira a coinvolgere i bambini, gli insegnanti, i genitori, dall'analisi di quali sono le criticità lungo i percorsi casa-scuola, fino a progettare assieme le possibili soluzioni che vanno a migliorare gli spazi attorno alla scuola e a monitorare poi quale livello di cambiamento ne è derivato. Allora, in questa slide vi faccio vedere quello che è un'idea del lancio che abbiamo fatto del progetto. Viene fatto un modal split, quindi un'analisi dei percorsi casa-scuola di un giorno specifico. Vengono coinvolti i genitori attraverso cartoline, inviti, sito web, e questo ci dà una prima situazione iniziale delle modalità di raggiungere la scuola da parte degli alunni. E poi scusa, scasso di equivoci, volevi farci vedere una slide oppure stai parlando? Perché noi non vediamo adesso. Non vedete la slide? No. Ah, ok, scusatemi. Vediamo se riesco a interrompere e ricondividere lo schermo. Adesso lo vedete? Sì, benissimo. Allora, torno brevemente. Vabbè, ma si è capito. Sulla sinistra vedete una carrellata con le varie fasi che caratterizzano questo progetto, quindi il lancio ogni anno scolastico, dura 3 anni scolastici, e l'obiettivo appunto è di rendere i percorsi sicuri casa scuola e farlo in modo partecipato, analizzare, progettare assieme e realizzare anche se piccoli interventi, però quelli che servono per fare in modo che la mobilità davanti alla scuola possa essere meno caotica e più sicura. È un patto che viene fatto tra scuola e comune, vado velocemente, però comunque questa era l'immagine di cui vi stavo parlando. Il lancio all'inizio di ogni anno scolastico avviene con appunto un modal split attraverso dei cartoncini che vengono attaccati su un gazebo. I bambini dicono come sono arrivati a scuola quel giorno, e questo è il punto di partenza per analizzare i flussi degli utenti di quelle scuole specifiche, e tutto viene fatto in modo partecipativo. Anche l'analisi del contesto scolastico viene fatta assieme ai bambini e alle classi per vedere assieme quali sono le problematiche, e vengono coinvolti i genitori che sono interessati a partecipare, che poi vengono coinvolti nella progettazione partecipata attraverso delle riunioni, un paio di incontri che si fanno nel secondo anno di progetto, in cui queste sono invece analisi
attività e azioni educative, però la progettazione partecipata è che con i genitori ci si incontra, insieme agli insegnanti si stabilisce chi può intervenire, quali sono le modalità, e poi con l'ufficio tecnico si analizzano poi i progetti nel dettaglio per capire che cosa si può fare con il budget a disposizione. Il progetto, questo progetto, diciamo, è stato replicato nelle varie annualità con circa un budget di 40.000 euro per 4 scuole, quindi 10.000 euro a scuola per fare dei piccoli interventi. Non è molto, però è un punto di partenza a livello proprio di budget per fare degli interventi di segnaletica, separare i flussi dei pedoni dalle biciclette, piuttosto che allontanare le auto anche solo con delle ordinanze o con dei dissuasori dagli ingressi scolastici. Questi sono degli esempi di laboratori che invece abbiamo fatto per coinvolgere le comunità scolastiche, i bambini, ma anche i genitori, gli insegnanti, nel trasformare e partecipare ad un cambiamento che dovesse, in qualche modo deve vedersi anche da fuori, perché una scuola, un contesto scolastico più bello è un contesto anche in cui è più piacevole arrivarci in modo sostenibile. E quindi questi sono gli esempi di interventi prima e dopo, in cui in realtà queste sono soltanto le stimolazioni che avevamo fatto all'epoca della progettazione per far capire ai genitori, in base a quello che loro avevano detto nei vari incontri, che cosa poteva venire fuori, e questo è stato realizzato di fatto. Non ho in questa slide non ho le foto di tutti gli interventi realizzati, probabilmente vediamo se scorrendo riesco a trovare qualcosa in più. No, scusate, ma le faremo vedere noi dopo il webinar, ecco, magari postandole. Sì, magari ve le mando tutte, perché in realtà ho dovuto preparare la presentazione al volo, quindi ho cercato di mettere insieme più aspetti, perché mi premeva in qualche modo far capire qual è il punto di partenza e quali sono gli obiettivi del progetto e che cosa siamo riusciti ad ottenere. Al di là della riqualificazione degli ingressi scolastici, della sistemazione di alcuni marciapiedi che prima non c'erano o che erano ridotti, o di ricavare degli spazi di attesa ristringendo i cortili, e assieme ad aver in qualche modo attivato bambini e genitori in attività di gare, premialità che in qualche modo li spingessero a riflettere su modalità diverse di cambiamento, siamo riusciti ad ottenere uno shift modale del 10% più o meno, che porta alla scuola un punteggio nella classificazione che viene fatta ogni anno per questo progetto, perché di fatto è un progetto che punta a valorizzare l'impegno delle scuole nell'avanzare verso una modalità di spostamento più sostenibile, quindi analizza vari parametri che sono l'impatto nel percorso casa-scuola, il consumo, cioè l'autonomia nel raggiungere la scuola, quindi dove mi lasciano i genitori quando mi portano a scuola, la qualità degli spazi di attesa che vengono migliorati durante il percorso, e la partecipazione dei genitori e delle comunità scolastiche nell'attività di sensibilizzazione, perché di fatto anche l'attivazione di un pedibus prevede che appunto se ci sono diversi volontari, soprattutto i genitori stessi che usufruiscono del servizio, la cosa funziona. Quando viene meno la parte della comunità e il livello partecipativo, salta un po' tutto, decade il sistema, quindi andiamo a parametrare un po' tutti questi valori per classificare la scuola di anno in anno verso la classe A, perché di fatto anche il simbolo del progetto è un progetto che riporta l'etichetta come per i frigoriferi o le case dalla classe energetica. Esatto, per classe energetica. Chiara, ti devo fermare, scusami, spero ti dispiaccia. Concluso, ma direi che hai portato tantissimi spunti
un progetto complesso con una programmazione pluriannuale, la multidisciplinarietà e tante idee belle che poi credo che poi si trovi anche tanta documentazione sul web, no? E quindi, sì, il sito può andare ad approfondire. Il sito nuovo è veneziainclassea.eu, veneziainclassea.eu. Perfetto, perfetto. E ti ringrazio ancora molto, scusa se ti interrompo un po' bruscamente, ma stiamo già un po' sforando coi tempi e invito comunque tutti ad approfondire perché è un progetto davvero ricco di spunti, di idee, direi replicabili in tanti contesti. Anche l'uso diverso delle professionalità, ripeto, lo trovo una cosa su cui c'è tanto da imparare.